La casa adesso è un cantiere, non c'è riscaldamento, non c'è niente. E adesso non so, lunedì devo andare dalla finanza all'agenzia delle entrate per la denuncia e vedere se hanno svuotato il mio cassetto fiscale. A me hanno solo scaricato le impalcature e hanno prelevato 64.000 euro dal cassetto fiscale, che equivale al 40% dei lavori che secondo loro dovrebbero essere fatti, ma i lavori attualmente sono a zero. Si sono ritrovati di fronte al consorzio Casa Zero di Nervesa della Battaglia per chiedere la conclusione dei lavori che dovevano essere eseguiti sfruttando il bonus 110% nelle loro abitazioni, cantieri che in alcuni casi non sono nemmeno partiti. Tutto è iniziato con l'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza che hanno messo sotto indagine il consorzio Casa Zero per truffa aggravata ai danni dello Stato, crediti del superbonus che sarebbero stati incassati senza che venissero eseguiti i lavori richiesti, una indagine che ha portato le Fiamme Gialle a sequestrare 8,2 milioni di euro a fronte di 24 milioni che mancano all'appello. Nel frattempo quasi 500 clienti sparsi tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Lombardia, convinti di aver ottenuto il superbonus 110 e di vedere partire il cantiere in tempi celeri, sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Il nostro cantiere è ai ponteggi montati, siamo a buon punto con il cappotto, mancano poi dopo tutti gli altri impianti, quindi la pompa di calore, il solare termico, tutti gli infissi che risultano fatti ma non pagati. Il mio cantiere cubava 162.000 euro e in questo momento Casa Zero mi ha ciucciato 100.000 euro di crediti. La cosa divertente nel mio caso è che è riuscito a ciucciarmi 100.000 euro di crediti senza avere il contratto firmato. Sono in attesa da un anno e nonostante tutto, promesse e quant'altro, non è stato fatto nulla. Dei suoi crediti quanto hanno preso? Allora, è stata richiesta la cifra di 82.900 euro, solo che non hanno avuto il tempo di accettarli perché la Guardia di Finanza li ha bloccati. Accanto ai clienti protestano anche i dipendenti del consorzio preoccupati per il loro futuro. Ieri sindacati e unità di crisi della Regione Veneto hanno incontrato i vertici dell'azienda senza sortire alcun effetto. In mattinata il sindacato in assemblea con i lavoratori ha indetto lo stato di agitazione e diffidato Casa Zero a pagare gli stipendi arretrati agli operai. I dipendenti avanzano 3 stipendi. Noi abbiamo un ulteriore incontro lunedì mattina con l'azienda, sempre all'unità di crisi della regione. Là dovrebbero arrivare, speriamo, con delle risposte precise. Nel frattempo gli operai devono aspettare e senza nessuna entrata non riescono ad andare avanti. A rischio ci sono 130 posti di lavoro. Sì, senza stipendio eravamo 160, per cui non è corretto questo. Gli altri quando sono andati via? In queste ultime 3 settimane, 4. Sono tutti licenziati? Sì, è l'unico modo che hai è licenziarti.